e passare la parola al nuovo assessore all'istruzione, Stefania Trevisan, che vi introdurrà al professore per la lezione di oggi. Buona mattinata a tutti. Grazie, grazie. Grazie mille. Mi si sente? Sì? Ok. Buongiorno a tutti, grazie a tutti voi di essere qui. Ringrazio il nostro ospite, il professore Piero Martin, per essere qui per presentare il suo libro, tra l'altro uno dei finalisti del premio Galileo, Le 7 misure del mondo. Misurare, quindi, è il tema. L'uomo, se ci pensate, misura tutto e lo misura da sempre. Misura il mondo, misura le cose che esperisce nel mondo, misura se stesso nel mondo e misura anche se stesso con gli altri uomini. Quindi misurare, credo possiamo dire, faccia capo a un bisogno profondo dell'uomo, ovvero quello di comprendere realmente ciò che ci circonda, di comprenderlo nel profondo per poterlo comprendere nel presente, ma anche per in qualche modo prevedere, rendere prevedibile il futuro. Quindi misurare per fare ordine, per mettere in ordine le cose che ci circondano, secondo dei principi che siano effettivamente universali e in questo modo per dare un senso, una misura appunto alle cose. Io lascio la parola con piacere al professore e vi auguro un buon ascolto e un buon viaggio, diciamo così, in queste 7 misure del mondo. Grazie. Grazie, grazie. Allora, vediamo se così questo si è addormentato e noi adesso lo risvegliamo. No, questa non è la nostra cosa che vogliamo, questa signora. Allora, noi volevamo finestra Susegana. Dov'è Susegana? Susegana, eccola qui. Ta-da! Ci siamo. Perfetto. E la vogliamo anche vista. No, siamo già a posto. Eccola qua. Vediamo se va avanti. Va abbastanza avanti, non tanto, va avanti, ma adesso ci riusciremo. Disattiva. Riattiviamo. Ola. Adesso ci siamo, poi lui in realtà si spegnerà, quindi mi sa che questa cosa dobbiamo farla un po' di volte. Se parlo così, si sente ugualmente? Si sente bene, molto bene. Allora, oggi parliamo di misure. Prego, serve il microfono? Sì, mi dicono che serve il microfono. Adesso si sente ancora meglio? Sì, uguale a prima, vero? Sì. Capito. Sì, mi sembra di sì, direi. Vediamo. Poi accendo. Sì, è acceso. Eccolo là. Non si sente molto, ma va bene. Allora, eccoci qua. Si sente meravigliosamente. Allora, dicevo, parliamo di misure e in realtà probabilmente vi hanno detto che questa chiacchierata è una chiacchierata di scienza, che è vero, ma è anche una chiacchierata che ha tanto a che fare con le cose che facciamo tutti i giorni. Perché poi alla fine noi di misure, vedete lei sta scappando, questa signora bionda sta scappando, ma in realtà adesso avrei bisogno della sua gentilissima collaborazione, eccola qui, perché la cosa che noi vogliamo fare è cominciare a vedere praticamente cosa significa misurare, perché poi alla fine parliamo di misure e quindi andiamo a vedere quante volte al giorno ci misuriamo, ed è un buon numero di volte. Per esempio, con questo metro posso decidere di misurare, ad esempio, le persone. Devo tenere il microfono, ecco, se non mi provano, metto il metro vicino a lei, fanno 1,95 m più o meno di misura. Sto imbrogliando un pochettino, ma insomma diciamo che se mi avvicino bene, lei sta dritta, facciamo 1,64 m più o meno. E quindi possiamo, per esempio, misurare le altezze. Grazie. Ma
Sì, anche perché la seconda misura che mi sono portato direttamente dal bagno di casa è, e che tanti di voi magari avranno simile, è questo oggetto qui. Cos'è questa cosa? Una bilancia, perfetto. Cosa fa la bilancia? Anche la bilancia misura. Ci salgo sopra. Può leggere quanto? 84,5. Secondo me imbroglia, sono un po' più magro, vabbè, ma insomma sono vestito, ho i soldi in tasca. 84,5, quindi insomma devo cercare un po' di convincermi che... E poi c'è ancora un'altra misura. Questo qui, no? Che adesso è diventato, ahimè, in questi mesi tanto di moda, purtroppo, il termometro della febbre. Vedete che già in 5 minuti, mi ammazzo anche, in 5 minuti abbiamo visto quante misure ogni giorno facciamo. Ce n'è un'altra che poi, secondo me, quando è sabato mattina e sta arrivando mezzogiorno, fate anche voi a scuola. Voi andate a scuola il sabato? Bene. Allora, qual è adesso? Vedo che ci sono un sacco di professori e allora dobbiamo parlare bene della scuola, dell'università, di tutto, però è vero che qualche volta magari ci si annoia e quindi cosa si fa? Si guarda l'orologio, lo fanno anche i miei studenti anche a Padova, no? E quando si guarda l'orologio cosa si misura? Il tempo. E allora avete visto che misuriamo le lunghezze, il peso, la temperatura, il tempo e ce ne sarebbero ancora altre, che poi altrimenti il tempo, poi la signora bionda che mi ha detto del microfono, mi guarda un'altra volta e mi dice attenzione, stai finendo un po' troppo in là col tempo e quindi devo starci un po' attento. Ma insomma, volevo semplicemente dirvi che misurare lo facciamo davvero un sacco di volte. E non è una roba moderna, perché chiaramente voi dite, vabbè, questa addirittura è una bilancia elettrica, no? E quello è un termometro, insomma, sono tutte cose relativamente moderne. Pensate che anche solo qualche centinaio di anni fa termometri così non ne avevano, per dire, no? Ma in realtà la misura è qualcosa che viene da tanto tempo fa, come vedremo. È una cosa che proprio ci ha accompagnato sempre, un po' come l'alfabeto. Con l'alfabeto cosa ci fate, no? Con l'alfabeto fate le parole e se ne possono fare un sacco. Si può fare studio, si può fare scuola, si può fare gioco, si può fare amore, basta mettere insieme, no? Tante parole, scusate, tante lettere, ottenendo risultati diversi. Ebbene, le misure, le unità di misura per la precisione, che adesso andremo a capire cosa sono l'alfabeto per capire il mondo. È un alfabeto che ci permette di misurare il mondo, che così un po' come ho misurato lei, ho cercato di capire quanto era alta, per esempio se per comprarle un vestito, o misuro me stesso per capire se ho mangiato troppo o mangiato troppo poco, alla stessa maniera con le misure possiamo proprio conoscere il mondo che ci circonda. Ma adesso cerchiamo un po' di capire bene cosa sono queste misure, perché parliamo, ma bisogna anche cercare un po' di capire di cosa si tratta. E allora vi faccio vedere qualche esempio semplice. Per esempio qui, no? Supponiamo di avere l'oggetto da misurare. Adesso questo l'ho messo disteso, no, ma lascia aperto che gira un po' d'aria. Vabbè, però è meglio che stiamo meglio noi di quelli di fuori, ecco. E quindi l'oggetto da misurare supponiamo che sia una cosa da misurare. Ad esempio questa sbarra lunga, adesso ho bisogno di un altro aiutante, mi può aiutare un secondo lei? Perché per esempio, adesso purtroppo avrei dovuto fare la diapositiva verticale, scusi, ma in realtà, perché se l'avessi fatta verticale avremmo potuto fare la misura verticale, infatti invece l'ho fatto orizzontale, mi tocca distendermi. Allora, se io sono l'oggetto da misurare, che è questo, quello che normalmente facciamo è di paragonare me stesso con un'unità di misura, con un metro. Mi aiuta, me lo distende vicino, ecco. E
in questa maniera vediamo quante volte il metro sta dentro di me. In questo caso ho preso un oggetto che è lungo 3 metri. Io sono un po' più corto di 2 metri, 1,90 m. L'oggetto, il metro, ci sta. Il metro sta dentro di me una volta, quasi 2 volte. Misurare significa paragonare quindi un oggetto con un'unità di misura, che in questo caso è il metro. Grazie. Abbiamo fatto. Come ti chiami? Grazie Sing, sei stato gentilissimo. In poche parole, quello che noi facciamo è di paragonare, questo è esattamente 1 metro, questa altezza qui, facciamolo così, tutta la stecca sono 2, però se ne prendiamo uno solo, eccolo qua, questo qui è 1 metro, vedete? Quello che abbiamo fatto è paragonare una unità di misura, questo metro, con la mia altezza e vedere quante volte il metro ci sta dentro. Allora, questa è un'operazione che facciamo ogni volta che dobbiamo fare una misura. In questo caso paragoniamo il peso del mio corpo col chilogrammo e, come abbiamo detto prima, io ci sto dentro 84 volte. Ci vogliono 84 kg per fare il mio peso. Nel caso del termometro usiamo come unità di misura invece il grado. Quindi abbiamo un'operazione che facciamo sempre nella stessa maniera, paragonando l'oggetto che vogliamo misurare un'unità di misura che si chiama metro, che si chiama chilogrammo, che si chiama grado, insomma ne abbiamo un buon numero. Bene, ma allora adesso questo è quello che abbiamo fatto oggi. Ma in realtà, come vi ho detto, questa storia comincia da molto molto distante. Comincia ad esempio in Egitto. Qui siamo nel 2500 a.C., questa piramide. Quindi adesso siamo nel 2022, questa piramide ha più di 4500 anni. È veramente antichissima. Ed è ancora lì, Questa foto è stata fatta di recente. Se andate in Egitto, c'è qualcuno che per caso viene dall'Egitto qui? No, ma magari avrete qualche compagno che viene dall'Egitto. Sono ancora lì queste piramidi, sono ancora lì. Ebbene, pensate che quando l'hanno costruita mica avevano i laser, mica avevano i telefonini, le radio, no? Le gru. Dovevano arrangiarsi tutto a mano. Eppure, chi ha costruito, gli operai, i capomastri che hanno costruito questa piramide, l'hanno fatta con una tale precisione che ciascuno dei lati, vedete qui della base, è lungo 230 metri e uno differisce dall'altro per poche decine di centimetri. Pensate, l'hanno fatta così precisa che uno differisce dall'altro per poche decine di centimetri. Come hanno fatto? Hanno fatto delle ottime misure. La costruzione di questa meraviglia dell'umanità si è basata sulla possibilità di fare delle buone misure. E come le facevano gli egiziani le misure? Col metro? No, perché il metro in realtà, come vedremo, è un'invenzione abbastanza. Quando l'umanità ha cominciato le misure, mica ce l'aveva il metro o la bilancia o il termometro. Aveva 2 cose, la natura e quindi l'alternarsi del giorno e della notte per le misure del tempo, l'alternarsi delle stagioni, no? 4 stagioni un anno, l'alternarsi dei cicli della luna e quindi i mesi lunari, quindi i fenomeni naturali. All'inizio il tempo veniva misurato osservando i fenomeni naturali. E per le lunghezze cosa si usava? Beh, la cosa più comoda che i nostri antenati avevano, il corpo umano. Perché poi alla fine il corpo umano più o meno è sempre delle stesse dimensioni. Se io prendo, diciamo, per esempio, può venire di nuovo una delle due, insomma,
se io prendo alla fine, no? Allora, la signora ed io abbiamo corporature abbastanza differenti, no? È una donna, io sono un uomo, è molto più magra di me, eppure se guardiamo, può allungare un braccio, no? Se allunghiamo il braccio, più o meno sono lunghi uguali. No, se mettiamo un palmo, apriamo una spanna, vedete? Sì, la mia è un po' più grande, ma grazie, di 1 centimetro, poca roba, no? Allora, una spanna, voi sapete, sono circa 20-22, posto, grazie, centimetri. 5 spanne di stoffa sono più o meno 1 metro. Quindi, perché? Perché il corpo umano, come dicevo, più o meno ha sempre le stesse dimensioni. Ed ecco che gli antichi hanno pensato di cominciare a fare le misure con quello che avevano a disposizione, cioè parti del corpo umano. Gli egiziani in particolare usavano il cubito. Il cubito è una parola latina, viene da cubitus e misura dalla punta del gomito alla punta del dito medio. Il cubito reale egiziano era di circa 48 centimetri più o meno, no? Ebbene, il cubito è stata l'unità di misura fondamentale per la misura delle lunghezze degli egiziani, ma non solo degli egiziani, di gran parte dell'antichità, così come anche la spanna o il piede, o il passo, per esempio, tutte unità legate al corpo umano. Ecco, questa è una cosa interessante, no? Nell'antichità, ma poi, come vedrete, magari se avete qualche nonno anziano a casa, che provate a chiedergli, ancora non tanto tempo fa, anche qui nei nostri territori, si usavano unità di misure, chiamiamole così, tradizionali, legate al corpo umano. Prego. No, un cubito, ce n'erano varie definizioni, c'era il cubito normale, il cubito reale, ma diciamo circa 45. Se vogliamo fare la prova, possiamo anche misurarlo, no? Se io dopo magari la facciamo, ci misuriamo il nostro gomito e il nostro braccio è più o meno, diciamo, era attorno ai 45 centimetri. Bene, dicevo, unità di misura legate al corpo umano. Per esempio, vi faccio anche non proprio un indovinello, ma una piccola sfida da fare a scuola poi con i vostri insegnanti. Il passo, no? Noi oggi è un'unità di misura legata al corpo umano. Ebbene, se prendiamo il passo romano, da cui poi deriva anche il miglio, se vi ricordate il miglio, no? Le miglia romane. Le miglia romane erano 1000 passi. Il passo romano era di circa, di nuovo dico sempre circa perché noi fisici poi con i numeri siamo sempre un po' imprecisi, ma tanto l'importante è più o meno prenderci, il passo romano era circa 1,5 metri. Allora, se voi fate la prova, potete misurarvi a scuola il vostro passo difficilmente è di 1,5 metri, no? Anzi, molto più breve. Allora, cos'è? Sti romani erano dei vatussi giganteschi che avevano gambe da 4 metri? Come mai, secondo voi, il passo romano era di 1,5 metri circa? Correndo, ma anche se corri non arrivi, guarda, se tu, secondo me, neanche, come si chiama? Oddio, no, il nostro campione di 100 metri, Jacobs, neanche lui quando corre riesce a fare un passo di 1,5 metri, credo. Probabilmente anche correndo. Quindi cosa potrebbe essere? Prego? Salti. Prego. Scusate, il passo? Soltanto? Ah, il passo assoldato. No, prego, vediamo. Esatto, proprio questo. Quando i romani misuravano il passo, per loro il passo era la distanza fra il piede che rimane fermo e lo stesso piede che cade per terra. Quindi era circa 2 volte la distanza del passo che noi intendiamo. Infatti, se voi vi misurate il vostro passo,
io col mio meraviglioso metro mi misuro, faccio un passo normale, eccolo qua, cosa leggete più o meno? E lo sto facendo anche grande adesso perché non cammino così di solito, più o meno saranno circa 70 centimetri. Esatto, circa 78-79, e lo sto facendo grandicello. Quindi vedete che i romani avevano proprio questa particolarità di misurare i passi doppi, ma una particolarità che poi hanno tramandato alla storia, no? Vi ricordate le strade romane? Le avete studiate queste strade che congiungevano tutto l'impero? Ebbene, a ogni miglio delle strade romane c'era una pietra miliare, probabilmente ce ne sono ancora qui sparse un po' per il Veneto, che segnava la distanza da Roma e la distanza dal capoluogo più vicino. Proprio perché ogni viandante doveva sapere quanto tempo, quanta strada ci voleva per arrivare alla capitale e quanta strada per arrivare magari alla sua destinazione più vicina dove avrebbe potuto portare le sue merci. Bene, allora vi stavo dicendo che appunto queste prime unità di misura erano legate al corpo umano, però chiaramente già all'epoca per costruire la piramide di Giza pensate quante decine di migliaia di persone ci hanno lavorato, no? La piramide di Cheope. Mica potevano andare lì a dire dobbiamo misurare l'altezza della piramide, forza coi cubiti, e mettevano, no, tutte queste persone, anche perché non è che si può, cioè non abbiamo il braccio snodabile, no, bisogna mettere un cubito e un altro, cioè per fare una misura ci sarebbero volute 2000 persone, era poco pratico. Anche loro hanno capito che era meglio usare dei bastoni, delle aste metriche. Questa che vi faccio vedere è un cubito egiziano che è del 1500 a.C. ed è conservato al Museo Egizio di Torino. E se ve ne faccio vedere un altro, che è questo, osservate che questo metro che oggi potete comprare in ferramenta per pochi euro, provate a guardarlo, non è tutto sommato tanto distante dal cubito pieghevole degli egiziani. Anche questo sta al Museo Egizio di Torino e come vedete era con ogni probabilità un cubito da carpentiere, da operaio, qualcosa che il falegname egiziano o il capomastro egiziano teneva forse nella cintura, no? Per poter proprio fare le misure quando gli servivano. Quindi le misure, vedete, fanno proprio parte della nostra storia, sono qualcosa che ci ha accompagnato da sempre. Pensate, gli assiri babilonesi, i sumeri, vi dicono qualcosa? Li avete studiati? Ebbene, i re sumeri si facevano fare le statue, no? Una volta, naturalmente, il potere, non c'era Instagram, adesso i nostri politici magari mettono la foto su Instagram. All'epoca avevano l'Instapietra e quindi per farsi conoscere si facevano scolpire delle statue. Ebbene, i re sumeri, pensate che si facevano ritrarre spesso seduti e con una barra metrica, con un metro, sulle ginocchia. Perché il metro, come ha detto l'assessora prima, significava, la misura significava anche ordine, regolarità, giustizia. Pensate se entrate, no, anzi, voi probabilmente non sarete mai entrati, ma magari avete visto un film, no? Quando sono le aule dei tribunali. Qual è il simbolo della giustizia? Sì, no, ma anche l'aquila no, ma questa è un'altra cosa. Ma nelle aule di giustizia cosa c'è? La bilancia, chi ha detto? Una bilancia, no? Una bilancia, bene. Una bilancia perché quando la bilancia è in pari vuol dire che c'è giustizia, no? Che le cose sono uguali. Quindi, diciamo, la misura, come vi ho detto, è sempre stata qualcosa che è servita praticamente, ma anche che è servita figurativamente, cioè per accompagnare proprio l'uomo in tutta la sua storia. Pensa, e torno agli egiziani, no? Torno agli egiziani perché le grandi civiltà del passato, e gli egiziani in particolare,
hanno avuto un ruolo fondamentale nel rendere la misura uguale per tutti. Perché? Una cosa fondamentale è che tutti noi usiamo le stesse misure. Pensate se, che ne so, un vostro familiare vi dice: vai a comprare 2 chili di mele. Voi andate, ma il venditore usa una bilancia che non funziona in chili o che ha il chilo definito in un'altra maniera. Voi pensate di comprare 2 chili di mele che sono circa, non so, 8-9 mele, in realtà tornate, che ne so, con 6 mele. Questo non va bene. Tutti noi dobbiamo avere le stesse unità di misura. Le grandi civiltà del passato questo l'avevano capito. Come dicevo, i Sumeri, gli Egiziani, i Romani hanno fatto delle grandi opere per rendere le misure omogenee, uguali per tutti. E sapete perché? Questo per motivi ideali, naturalmente, ma anche per motivi molto pratici. Allora, prima vi faccio un esempio, no? C'era qui, non so se ci sia ancora, il sindaco di Susegana. Allora, andate a chiedere al sindaco se lui, se il suo comune chiede delle tasse ai cittadini. E lui risponderà, naturalmente sì, mi servono le tasse per far andare gli autobus, per pulire le strade, per tante cose, per gli asili e così via. Le tasse mica sono un'invenzione moderna, in realtà c'erano anche nel passato. Ad esempio, di nuovo in Egitto, il faraone aveva trovato una maniera abbastanza furba per guadagnare soldi con le tasse, sfruttando il Nilo. Voi sapete il Nilo, no? Il Nilo è un fiume lunghissimo, davvero molto lungo, su quasi, vado a memoria, mi pare circa 6.000 chilometri. Vedete, attraversa un sacco di paesi africani, parte dal Kenya, poi va nel Sudan del Sud, Sudan, l'Egitto, no? E finisce nel Mediterraneo. Giusto per paragone, vi ho fatto vedere qua, questo trattino qua è la lunghezza del Piave, per capirci, no? Vedete che insomma Piave a noi sembra un grande fiume, ma in realtà rispetto al Nilo è piccolo piccolo. Ma il Nilo poi in Egitto ha avuto anche un ruolo importantissimo. Sapete perché il Nilo è importante per l'Egitto? Come mai? Prego? Dite. Una fonte d'acqua, esattamente. E poi anche... Perché c'è la divinità, è anche, come dire, figurato, ma anche un aspetto trasporti e commercio, ma poi le inondazioni cosa faceva? Il fango, con le inondazioni periodiche, il Nilo ogni tanto usciva dal suo alveo e andava a allagare tutti i terreni circostanti. Ed era proprio questo allagamento periodico che rende i terreni lungo il corso del Nilo molto molto fertili. Allora il faraone cosa aveva detto? Benissimo, io do in concessione ai miei sudditi i terreni, a ognuno un pezzetto di terreno e a seconda della grandezza del pezzetto del terreno, il contadino ricaverà dei prodotti, li venderà al mercato e una parte di questo ricavato andrà al faraone, una sorta di affitto, se volete, una tassa. E il sistema funzionava, solo che periodicamente, come dicevo, il Nilo esondava, usciva e tutti i confini dei campi andavano persi. Allora, i due famosi contadini egiziani, Toni e Beppi, perché anche all'epoca si chiamavano così, avevano i loro campi. Toni ce l'aveva un po' più grande di Beppi, quindi pagava più tasse. Poi però arrivava l'alluvione e passata l'alluvione Beppi diceva no, adesso me ne prendo un pezzo anch'io. No, e Toni no, allora cominciava a litigare. E era tutta una scusa per dare poi magari meno soldi al faraone. Il faraone a un certo punto ha detto no, fermi là. Si è inventato una professione, che è la professione del geometra. Quando voi girate per Susegana o per questi paesi, no, troverete magari delle targhe con scritto geometra Mario Rossi, no? Ebbene, pensate che quella professione è tanto vecchia quanto l'Egitto. In Egitto si chiamavano agrimensori, o con una parola
diciamo che adesso traduco in italiano, tiratori di corde, perché erano proprio coloro che andavano a misurare la terra dopo le alluvioni del Nilo per poter ripristinare i confini giusti in maniera tale che il faraone ricevesse le giuste tasse. E infatti, vi ricordate che anche oggi si dice, no? Probabilmente anche quando fate geometria a scuola, vi dicono tirare una linea, no? Vero? Tirate la riga. Perché si dice tirare? Perché questi vecchi geometri egiziani, arpedonapti si chiamavano, tiratori di corde, perché quando dovevano tracciare una linea diritta di una certa lunghezza, prendevano una corda di quella lunghezza, piantavano un picchetto in fondo e un picchetto da un'altra parte e tiravano una riga. Per fare un cerchio fissavano la corda su un paletto e ci giravano intorno. Quindi vedete, è una cosa davvero che nasce da molto in là. Nasce da molto in là, è talmente, come dire, parte della storia occidentale che le misure sono anche, diciamo, una componente inaspettata di un libro molto importante che è la Bibbia. No, la Bibbia è un libro che per la nostra cultura ha un valore molto importante. Ognuno, diciamo, varie religioni, vari modi di pensieri la interpretano in vari modi. Per alcuni è un libro di storia, per alcuni è un libro di filosofia, per alcuni è un libro religioso. Senz'altro è un libro che ha, diciamo, caratterizzato la cultura occidentale. Allora, nella Bibbia, se io vi chiedo di cosa si parla della Bibbia, probabilmente la maggior parte di voi dice giustamente di Dio, della religione, della storia, no? In realtà nella Bibbia si parla anche di misure. Pensate che la parola cubito, la misura del cubito, compare nella Bibbia 179 volte. Strano, 179 volte si fanno misure dentro la Bibbia. E in particolare c'è una storia che è legata alle misure, ma che tutti noi probabilmente conosciamo per un altro motivo. Questa qui cos'è secondo voi? L'Arca di Noè, no? L'Arca di Noè, diciamo, per chi non conosce la storia, Dio era, diciamo, pensava che l'umanità si stesse comportando troppo male, chiama Noè e gli dice: guarda, io voglio cancellare tutto questo male che c'è sulla terra, costruisciti una barca, porta una coppia di animali, di tutti gli animali che ci sono nel creato, io farò venire una grande alluvione che toglierà dalla faccia della terra tutti i malvagi, rimarrai tu, la tua famiglia e tutti questi animali e ripopolerete la terra diciamo, con persone di maggior bontà. Questa più o meno, insomma, è la storia che tutti noi conosciamo, la storia dell'Arca di Noè, è la storia anche che pittori di tutte le epoche hanno rappresentato. Però, adesso qui c'è il mio libro e vado a prenderlo, la cosa curiosa è che se voi andate a leggere la Bibbia, il libro in cui si parla dell'Arca di Noè è il libro della Genesi, oltre a questa storia che è quella che conosciamo, ce n'è una un po' meno nota, cioè Dio dice a Noè le dimensioni esatte dell'Arca di Noè. Ve lo leggo, Allora, al capitolo 6 della Genesi, Dio disse a Noè: è venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso, un'arca, una nave, no? Questa è la parte di storia che conosciamo. Ma poi Dio dice, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Cioè, Dio detta a Noè le dimensioni precise dell'arca. Gli dà proprio quasi fosse gli ordini di un geometra, gli devi dire di un carpentiere, devi farla di queste dimensioni. Allora, vi ho detto, no, il cubito abbiamo detto prima circa 40-50 centimetri. Detta in cubiti, se dovessimo immaginarci quanto è grande l'Arca di Noè, non è facilissimo dirlo, no? Bisognerebbe fare tutte le conversioni. Secondo voi, per curiosità, quanto era grande l'Arca di Noè?
tanto. Diciamo era una barca che poteva, tipo un vaporetto di Venezia o una di quelle navi gigantesche che portano 4.000 persone. Molti dicono navi gigantesche, ancora di più delle grandi navi, no? Eppure, se vi fate il conto, se trasformate il cubito in metro, l'Arca di Noè era grande più o meno come l'Amerigo Vespucci. La conoscete questa nave? Questa nave è una nave molto famosa, è una nave della Marina Militare Italiana, molto antica, un veliero, e che è ancora in funzione. Tra l'altro questo fine settimana è a Venezia, se vi capita di andare a Venezia, credo che sia proprio lì, si può anche andare a visitare nei prossimi giorni. Ebbene, l'Arca di Noè era grande più o meno come l'Amerigo Vespucci, pensate. Ma come dicevo, poi le misure sono vecchie tanto, cioè da sempre anche i nostri antenati le hanno fatte. Abbiamo parlato degli egiziani, no? 4.000 anni fa, ma ancora prima si misurava soprattutto il tempo. Questo sassolino, no? Sembra un innocente sassolino, ma vedete tutte queste tacche che ci sono qua? Questo qua è un calendario tascabile. Con quelle tacche i contadini, magari facendo un segno o qualcosa, seguivano le fasi lunari e quindi erano in grado di determinare il passaggio dei mesi lunari. Era una specie proprio del calendarietto che oggi noi portiamo nel telefonino, no? Ecco, loro ce l'avevano su questo sasso, questo sasso in particolare è stato trovato sulle colline vicino a Roma e ha 10.000 anni. Ma ce ne sono anche di molto più vecchi, di 10.000 anni. Ce n'è anche uno simile su una scheggia di osso che è di 30.000 anni fa, che è stato trovato in Francia. Quindi davvero, diciamo, la misura ci appartiene da un sacco di tempo. Questo, aspettate, era quello che avevamo già visto. Ma allora, ci appartiene da un sacco di tempo. Quando sono terminati quando è terminato l'impero romano, no? Siamo entrati poi nel Medioevo, che è stato un periodo, più o meno anche il periodo in cui probabilmente si è iniziata la costruzione di questo castello, no? In cui le comunità hanno perso un po' quel legame che le univa prima, no? Sotto un unico impero, su un unico regno. E infatti prima c'erano i comuni, poi c'erano i signori locali, insomma, si è un po' perso il senso di, diciamo, grande stato. Curiosamente, insieme alla perdita così del collante politico, si è persa anche la comunità delle misure. Pensate che in quegli anni c'erano, oggi di unità di misura ne abbiamo solo 7, no, che è quelle che dà il titolo al libro, le 7 misure del mondo. All'epoca ce n'erano decine di migliaia, perché ogni paese si faceva le sue e quindi Susegana magari aveva le unità di misure leggermente diverse da quelle di Conegliano, che ce l'aveva ancora diverse da quelle di Treviso, e Treviso ce l'aveva diverse da quelle di Venezia, magari erano tutte sotto la Serenissima. Proprio perché, diciamo, la gente non riusciva più a mettersi d'accordo. Questa immagine vi faccio vedere, sta a Padova, la città dove lavoro, in una delle piazze di Padova. È una lapide che è proprio appoggiata al muro e ritrae le unità di misura del grano, vedete, della farina, del grano, del mattone e delle stoffe, ed era proprio lì al mercato, era il luogo dove si faceva il mercato, in maniera tale che se un acquirente, uno che comprava un oggetto, aveva paura di essere stato imbrogliato, per esempio che gli avessero dato troppa poca stoffa, poteva andare a misurarla con questo braccio che c'era qui. Oppure se pensava che il cesto con cui il commerciante gli vendeva la farina fosse più piccolo del dovuto, andava a misurarlo qui. O se i mattoni che gli stavano dando erano più piccoli, quindi avrebbe dovuto comprarne di più per farla a casa, li paragonava qui. E sapete come si chiamava questo posto? È il Canton delle Bugie, che in padovano significa l'angolo delle bugie. Perché se un commerciante barava, la sua bugia veniva smascherata.
E praticamente quasi in ogni paese c'erano sistemi di questo genere, solo che era davvero molto complicato. Era davvero molto complicato e in particolare chi lavorava protestava, perché diceva: "Ma sapete quanti imbrogli si potevano fare con queste cose qui, no?" E allora, qui vi faccio un po' una lunga storia, ve la racconto in breve. Arriva il momento della storia in cui, dicendo una cosa diciamo abbastanza un po' semplificata, viene inventato il metro. Cioè viene quasi diciamo 1000 anni, anzi più di 1000 anni dopo la caduta dell'impero romano, si torna a una unità di sistema di misura, cioè a un metro uguale per tutti. E sapete qual è questo momento? La rivoluzione francese. Qui siamo alla Bastiglia, la famosa, l'avete studiata a scuola la rivoluzione francese ancora? Forse la studierete. Ebbene, la rivoluzione francese avviene verso la fine del Settecento, è un momento che per la storia dell'Europa è fondamentale, ma è fondamentale anche per la storia delle misure, perché i rivoluzionari, fra i tanti cambiamenti che vogliono fare in nome della democrazia, c'è anche quello di dire che ci siano delle misure uguali per tutti, in maniera tale che venditori e commercianti non possono imbrogliarsi uno con l'altro, in maniera tale che chi vende i campi o chi affitta una casa metrico, che poi ci metterà a diventare una cosa che diventa patrimonio. Però l'idea fondamentale nasce proprio lì, alla fine. Come vi dicevo, arriva, ci mette davvero un sacco di tempo e arriva il giorno d'oggi. Oggi, vediamolo qui, abbiamo 7 unità di misura. Pensate che tutte le misure, voi pensate al mondo, no? Il mondo è grande. Questo è il mondo. Qua disegniamo l'Italia, eccola qua, più o meno, insomma ci siamo. E qua ci mettiamo noi, no? Questo sono io, con 4 capelli in testa. Allora, tutto il mondo, ma tutto, noi lo misuriamo con 7 misure. Con sole 7 misure, il mondo. Per esempio, c'è un po' sogna. Non lo so, hai tempo per pensarci. Qualcuno lo sa già cosa gli piacerebbe? Prego. La dentista, l'infermiera, altri? La dottoressa. Prego? Il pompiere. Poi pizzaiolo. Poi? Prego? Meccanico. Allora, aspettate che... Allora, scusate, guardo i professori, quanto tempo abbiamo ancora? Prego? Sì. Allora, ricapitoliamo perché mi son già dimenticato. Allora, infermiera. Poi mi ricordavo pizzaiolo. Poi mi ricordavo dottoressa. Poi dentista. Meccanico. Poi cosa c'era? Pompiere. Oh, artista. Oh, sentite la roba, ma una cosa sola, ma nessuno vuol fare la fisica o il fisico. È un bel lavoro, no? Tu? Prego? Calciatore. Allora,
Adesso abbiamo finito il foglio, anche il musicista. Bene, allora scusate un attimo, perché vi ho detto abbiamo fatto questo elenco e secondo me potremmo andare avanti, perché ho già sentito un musicista, poi ce n'era qualcun altro che ci siamo persi. Perché in ciascuna di queste professioni, chiunque di voi la farà, dovrà fare delle misure. L'infermiera, chi era l'infermiera per esempio? Lei. L'infermiera con ogni probabilità dovrà misurare la pressione nelle arterie dei pazienti, dovrà fare una misura di pressione. Il pizzaiolo dovrà misurare la temperatura del forno, perché se è troppo freddo non si cucina la pizza e viene fuori una pizza cattiva, se è troppo caldo la brucia. Quindi qui per esempio prendiamo delle grandezze fisiche, la pressione va misurata, no? Qui abbiamo detto la temperatura. La dottoressa, per esempio, misura il battito cardiaco, no? Perché è chiaro che bisogna essere sicuri che ci sia il battito cardiaco. Il dentista, cosa misura il dentista? Per esempio, sapete, se dovete, a voi speriamo non sia capitato, ma se vi deve mettere dei denti nuovi perché quelli ci sono magari sono un po' marci, deve misurare l'altezza anche, no, dei denti, quindi per esempio per evitare che si tocchino. Il meccanico, il meccanico misura un sacco di cose, ma per esempio quando cambia l'olio nella macchina, il volume dell'olio che deve mettere dentro. Il pompiere, l'altezza della scala, perché se c'è un incendio no, era lei il pompiere, vero? Se c'è un incendio a 20 metri, occorre una scala almeno 20 metri, quindi un'altezza. L'artista, la tonalità dei colori, ragazzi, perché qui se si sbaglia un colore magari non si riesce a interpretare, quindi un fisico vi direbbe che deve misurare la frequenza di questo colore. Il calciatore, esatto, il peso della palla o anche la distanza dalla porta, deve battere una punizione e quindi deve misurare a mente delle distanze. Insomma, praticamente perché abbiamo fatto questo piccolo esercizio? Perché chiunque di voi avrà a che fare nella sua vita, già oggi ce l'avete a che fare, ma avrà a che fare con le misure, con misure di vario genere. Bene, pensate che ho detto avremmo potuto continuare un sacco, possiamo fare tutte le nostre misure con solo 7 unità fondamentali, che sono quelle indicate qui. Allora adesso non abbiamo molto tempo per spiegarle una a una, ma almeno possiamo fare un elenco di queste 7 unità, così poi anche a scuola avrete occasione di parlarne con i vostri professori. Una l'abbiamo già fatta vedere, eccola lì, no? Vi aiuta anche, sono queste qui, sono queste qua. Allora, la prima, che è quella che è anche lì sul tavolino, naturalmente, è il metro. Va bene? Poi la bilancia cosa misura? Sì, ma in che unità? Chilogrammi, no? Chilogrammi, eccolo qua. Chilogrammi, perfetto, chilogrammo. Abbiamo detto il tempo, no? Il tempo si misura in? Sì, secondi, minuti, ore, ma la unità di misura fondamentale è il secondo. Poi il Kelvin, eccolo qua. Il Kelvin è un'unità di misura della temperatura. È simile al grado del termometro, al grado centigrado del termometro, ma non proprio uguale. Questo magari col vostro professore di scienze lo potrete vedere bene. Poi abbiamo l'ampere, lo scrivo qua, che è l'unità di misura della corrente elettrica. Poi abbiamo la mole, che è l'unità di misura della chimica, poi vi racconto una storiella sulla mole. E l'ultima che abbiamo è la candela, che misura l'intensità luminosa. Bene, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
con tutte, prego, l'intensità del sole, perché l'intensità della luce solare si misura in candele. E quindi con queste 7 sono i 7 mattoni con cui si può misurare tutte le altre unità. Bene, allora avete visto quindi che queste unità sono davvero importanti. Ma attenzione, non è che lo dico, o meglio, lo sto dicendo io, ma quando non ci si presta particolare attenzione, possono succedere dei guai, e anche abbastanza grossi. E allora volevo finire questa nostra chiacchierata raccontandovi alcune cose, diciamo, mettiamolo così, spiritose, ma non tanto quando sono successe, che hanno avuto origine dal fatto che ci si è sbagliati a fare le misure. Allora, comincio da questa immagine qua. Allora, cosa vedete qui? C'è un aereo, e anche di quelli grandi, su una con la faccia in giù proprio, gli scivoli di emergenza, su una pista di automobili. Qua c'è qualcosa che non torna. Cosa ci fa un aereo su una pista di automobili? Un aereo atterraggio di emergenza. E sapete cosa è successo? Questa è una storia vera. Nel 1983, questo era un aereo canadese. I piloti sono partiti da Montreal, avevano bisogno di fare benzina. Sono andati a fare benzina, carburante, e l'addetto gli ha fatto benzina. Ma cosa è successo? Che l'addetto gli ha dato un numero di litri di carburante che ha messo dentro. I piloti pensavano che gli avesse detto la quantità di carburante in galloni. Allora, il gallone è un'unità di misura del mondo anglosassone, nel mondo inglese. Un gallone è circa 4 litri. Quindi se l'addetto gli ha detto ti ho messo 10, lui intendeva 10 litri, ma i piloti hanno capito 10 galloni e quindi pensavano di avere 37,8 litri, molti di più di quelli che in realtà avevano. Purtroppo di questo equivoco non si è accorto nessuno, sono partiti e a metà strada hanno finito la benzina. Allora, se finite la benzina col motorino o con la macchina, si ferma e pazienza, accostate, telefonate a qualcuno e magari vi mandano a quel paese, ma vi vengono a prendere. Ma se finite la benzina con l'aereo, il problema è un po' più grave, soprattutto se siete a 10.000 metri di quota. Per fortuna questi due piloti sono stati molto bravi e a motori spenti sono riusciti a planare come un aliante, proprio come un uccello, fino a una vecchia pista di atterraggio, era un vecchio aeroporto militare ormai in disuso che veniva usato come pista automobilistica. E quindi questi signori qua, che erano lì pronti a partire, si sono visti atterrare questo gigantesco aereo praticamente davanti alle loro automobili. Tutto perché, adesso arrivo, ci si è sbagliati, perché galloni e litri fa una bella differenza, perché ancora oggi, nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto, ancora c'è una parte del mondo molto grande, gli Stati Uniti e l'Inghilterra in particolare, adesso arrivo, che non usano il sistema metrico. Anziché i galloni usano i litri, scusate, anziché i litri usano i galloni, anziché i metri usano le yard. Le yard che sono un po' più corte di un metro, una yard è circa 90 centimetri, poco più corta. Però pensate che anche questa differenza fra yard e metro è stata sufficiente per fare un altro disastro. E questa volta un disastro stellare, direi. Questo qui cos'è secondo voi? Marte. Pianeta Marte, no? Pianeta distante, adesso lo stiamo esplorando, si dice che un giorno riusciremo anche ad andare, no, con gli astronauti. È un viaggio lungo andare su Marte, ci vogliono mesi e mesi, 6-7 mesi, veramente un viaggio molto molto lungo. Ebbene, nel 1999, mi pare, verso quegli anni là, la NASA manda uno dei primi satelliti fino su Marte.
perché vuole fare delle fotografie, vuole studiare il clima su Marte, vuole insomma cercare di capire se Marte è un pianeta che un domani potrà essere abitato dagli esseri umani. Parte il razzo, viaggia, 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 arriva in prossimità di Marte. Arriva in prossimità di Marte e porta questa sonda spaziale che si chiamava Mars Climate Orbiter, una sonda davvero molto costosa, molto, insomma, molto con un sacco di tecnologia, e che nell'idea di chi l'aveva progettata doveva proprio mandarci un sacco di informazioni su Marte. E ancora una volta, ahimè, le misure. Cosa succede? Che gli ingegneri che hanno progettato questo oggetto hanno progettato tutti i computer perché fossero in grado di leggere le distanze in metri. Cioè loro quando ricevevano un comando pensavano fosse in metri. Ok? Gli ingegneri che hanno progettato il sistema invece che mandava le informazioni da Houston, dalla torre di controllo, hanno usato le yard, che sono quasi lunghe 1 metro, ma non proprio. E allora cosa succedeva? Succedeva che da Houston mandavano una misura in yard, il computer di bordo la leggeva in metri e non erano la stessa cosa. E quando è arrivato sufficientemente vicino a Marte, lui pensava di essere ancora abbastanza distante. In realtà c'era andato troppo vicino perché leggeva una cosa in metri ma era in yard e quindi il risultato è che si è schiantato su Marte. È entrato nell'atmosfera di Marte e puff, vaporizzati, anni e anni di sforzi e centinaia di milioni di dollari, cioè veramente un'impresa importantissima. Proprio perché, ancora una volta, con le misure non si può scherzare. E voi direte, beh, vi ho raccontato degli aerei, vi ho raccontato delle sonde spaziali, deve essere una roba moderna questa qui che ci sbagliamo con le misure. In realtà l'ultima storia che vi voglio raccontare è un po' più vecchia, qui siamo nel 1600 e questa nave si chiama, vedete proprio sembra il veliero dei pirati, no? È una bellissima nave di legno, guardate l'altezza delle persone, no? Proprio una nave gigantesca, che è vera, questa, cioè non è una riproduzione, è proprio vera. Sta in un museo a Stoccolma ed è stata recuperata dal fondo del mare di fronte a Stoccolma poche decine di anni fa, dove era rimasta per alcuni secoli, perché la storia di questa nave è una storia un po' particolare e mette insieme troppa alterigia del re e ancora una volta un errore di misura. Perché il re si fece fare questa nave. Quando arrivarono a costruirla, vedete, queste sono le porte per far uscire i cannoni, no? I suoi capimastri gli fecero una bella fila di porte. Guardate, era la nave più potente, piena di cannoni, con questa dominerà il mondo. Il re disse: no, non mi accontento, mi voglio più cannoni. E l'ingegnere gli dice: no, guarda che non si può mettere troppi cannoni, perché se la nave diventa troppo alta, dopo comincia a sbandare ed è meno stabile. O chi è che comanda? Il re o il capomastro? Voglio un'altra fila di cannoni. E sti qua, via, un'altra fila di cannoni qua. E in più lui vuole anche i cannoni qua in alto. Insomma, alla fine fanno una nave stretta, perché doveva correre, ma troppo alta. In più succede un'altra cosa, che naturalmente per costruire sta nave ci vuole un sacco di personale, un sacco di operai, un sacco di falegnami. Li chiamano anche dai luoghi vicini, dai paesi vicini, e ogni squadra deve costruire un pezzo della nave. Pare che sia successo che le squadre che hanno costruito la metà di sinistra della nave venissero da un posto diverso da quelle che avevano costruito la metà destra. E come vi ho raccontato prima che fra Susegana e Conegliano c'erano unità di misura differenti, lo stesso accadeva anche in Svezia. Erano unità di misura quasi uguali, ma non proprio. E quindi ognuno dei falegnami aveva in tasca un metro leggermente diverso. Come risultato è accaduto che la parte destra della nave era leggermente diversa dalla parte sinistra. Cioè non era proprio simmetrica, era un po' sbilanciata. Questa cosa, insieme con le file di cannoni,
ha fatto sì che il giorno del varo, pensate, la nave viene lì nel Golfo di Stoccolma, viene lanciata questa nave, il re, tutte le autorità, evviva, 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 una giornata di sole meravigliosa come oggi. La nave fa qualche centinaia di metri e poi splash. Con un colpettino di vento si cappotta e affonda. Non sappiamo cosa sia successo al capo ingegnere, il re ovviamente se l'è cavata. Non sappiamo cosa sia successo, probabilmente non se l'è passata bene, ha cercato di andare via fischiettando. Questa nave è rimasta lì per qualche centinaia di anni finché l'hanno adesso tirata su, l'hanno messa in questo bel museo. Ma ancora una volta è una cosa che rimane come testimonianza del fatto che misurare e fare bene le misure è davvero importante. Bene, allora finisco perché mi hanno detto che ormai è l'ora di tornare e quindi finiamo con un pensiero che vi potrà sembrare un po' strano, perché io oggi ho parlato tantissimo di misure, no? E quindi voi potreste pensare che le misure siano una cosa importantissima, è vero, abbiamo visto un sacco di esempi. Però facciamo attenzione che non tutto nella nostra vita si può misurare e non tutto si deve misurare. Soprattutto quando abbiamo a che fare con persone umane come altri esseri umani. Perché sapete, una delle cose che il nostro mondo oggi sta facendo un po' troppo è quella di applicare misure anche laddove non va bene. Ed ecco quindi che magari se un adulto la misura dei suoi anni è un po' troppo in là, viene messo. Se una persona che lavora magari per qualche motivo, per un certo non è così elevata come quella di un altro, viene licenziato. O un ragazzino magari i suoi voti non è meraviglioso, ha tante altre aspetti creativi, ma magari anche trova un po' di più difficoltà. Ebbene, le misure sono importanti, però ricordiamoci che la vita è fatta di tanto altro. Tante cose sono espresse e possono essere espresse dentro di noi e non possono e non devono essere misurati. E quindi adesso io vi saluto e vi auguro di realizzare tutti i vostri sogni, di misurare bene, ma sempre con un grano di sale in testa. Buona giornata e buona domenica.